Presentava numerosi lividi e tracce di sangue sul volto e sugli abiti, la sedicenne finita in codice giallo all'ospedale dopo quello che sarebbe dovuto essere un incontro romantico in città. La minorenne era in compagnia di un ragazzo di colore conosciuto da poco in una chat di incontri. I due si sarebbero già visti la sera precedente per andare a ballare insieme. La decisione poi di rivedersi nuovamente verso le 19:30 in zona San Biagio. La coppia poi ha deciso di appartarsi, sono venuti qui al Parco Fogazzaro e hanno deciso proprio di appartarsi per un incontro più romantico, probabilmente in una di queste abitazioni, queste casette abbandonate, e avere un incontro più riservato. Lo sfondo sessuale però della faccenda è diventato importante e la ragazza a un certo punto ha detto no. Sarebbe stato a quel punto che la ragazza avrebbe reagito violentemente contro l'uomo che la stava trattenendo con la forza. Divincolandosi, sarebbe infine riuscita a scappare in contrapede muro, dove in lacrime è stata notata da alcuni residenti che hanno allertato una pattuglia della polizia locale. Gli agenti, sentito poi il racconto della giovane, hanno fatto intervenire l'ambulanza del SUEM. Sul posto sono giunti in seguito anche i carabinieri che hanno raccolto le prime testimonianze. Attraverso le loro indagini si cercherà di fare luce su questo drammatico episodio, un vero giallo su cui è calato un rigoroso riserbo. Saranno fondamentali anche le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza che operano nel parcheggio Fogazzaro.